È finita con un volo di sola andata per il Cile la carriera criminale in Italia di due stranieri che avevano scelto il Friuli Venezia Giulia come terreno di caccia. I due erano stati intercettati lo scorso giugno dalla squadra mobile lungo l'autostrada A4 nell'area di servizio Fratta Nord. Viaggiavano con un bottino pesante fatto di oro, orologi, borse di lusso appena rubati in una casa di Cordenons in provincia di Pordenone. Nonostante fossero già stati espulsi da Brescia, erano rimasti in Italia per continuare i loro colpi. Questa volta però si sono aperte per loro le porte del carcere di Udine fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, espulsione immediata come alternativa alla cella. Gli agenti dell'ufficio immigrazione li hanno scortati direttamente alla frontiera. L'operazione non è un caso isolato. Da gennaio 2026 la questura di Udine ha impresso un'accelerata ai rimpatri con questi numeri: 35 espulsioni complessive in meno di 3 mesi, 19 stranieri già riaccompagnati nei paesi d'origine e 7 soggetti pericolosi trasferiti nei CPR. Non solo manette, però, la questura ricorda che esiste anche la strada del rimpatrio volontario assistito, una possibilità per chi vuole tornare in patria regolarmente ricevendo un aiuto economico e logistico per ricominciare da capo nel proprio paese, non di certo il caso dei due cileni rispediti in Sud America.